Vitigni inattaccabili dalle malattie, frutto di incroci con varietà resistenti. E questo è il futuro della viticoltura possibile nella Marca. Solo così si potranno eliminare quasi del tutto i trattamenti e le relative conseguenze sulla popolazione che vive a ridosso delle coltivazioni. Molti lo chiamano già Prosecco OGM, anche se al momento disciplinari e altre norme ne impediscono lo sviluppo. Per il momento no, l'IGM non si può fare, sappiamo però che questo è possibile perché con l'IGM la prospettiva è anche quella di poter avere un prosecco resistente. Luigi Bonato, oltre che produttore della zona verso il Basso Piave, è anche un docente dell'enologico di Conegliano, ma soprattutto un curioso della vite. Da sempre gira il mondo come consulente di grandi marchi, suoi alcuni importanti interventi nelle zone del Brunello di Montalcino, così come in Francia tra i vigneti del Bordeaux. Da questa esperienza è maturata la convinzione che non si può continuare con i trattamenti chimici, ma bisogna guardare all'evoluzione della specie anche nella vite. La Regione ha autorizzato quest'anno delle piante resistenti o tolleranti, le quali non serve più trattare per la peronospora e l'uidio, per la tignola c'è la confusione sessuale. Nel frattempo l'alternativa alla chimica pura c'è il biologico, ovvero trattamenti esclusivi con rame e zolfo come un tempo, anche se nell'immediato quello che serve invece è formazione e prevenzione. La prima persona interessata è l'agricoltore, sia per l'uso dei prodotti, sia per la burocrazia e i registri che deve tenere, ed è il primo che si deve difendere a questi prodotti l'agricoltore. E nell'uso corretto della chimica tra i vigneti al momento molto può anche la tecnologia, ma soprattutto il dialogo. Bisogna convivere, vivere il rapporto con i vicini, avvisare quando si tratta, come è sempre stato fatto anche una volta. I confinanti una volta, anche 30 anni fa, avevano le lenzuola e i balconi aperti, si avvisavano, chiudevano. Si deve vivere in un rapporto di collettività comune e convivere.